Ciao a tutti, oggi vi presento la ricetta della caponata siciliana. Partiamo dagli ingredienti: delle melanzane fresche, del sedano tagliato a pezzettini, della passata di pomodoro, qualche foglia di basilico fresco, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di capperi, un cucchiaio di zucchero, mezzo bicchiere di aceto bianco, una cipolla tritata sottile, delle mandorle tritate e 100 g di olive snocciolate, sale e pepe quanto basta. Andiamo a tagliare le melanzane. Tagliamo la parte iniziale. Tagliamo le melanzane a rondelle abbastanza grosse. E faremo il solito procedimento per le melanzane, ovvero andremo a metterle sotto sale grosso per far buttare l'acqua amara per un'ora. Successivamente le abbiamo sciacquate sotto l'acqua corrente per eliminare il sale e la loro acqua amarognola e asciugate con della carta assorbente. Prendiamo ora le nostre melanzane tagliate a cubetti e andiamo a buttarle nell'olio caldo. Mettiamo una bella manciata, l'olio deve essere abbondante. Devono friggere e cuocere e diventare belle dorate. Una volta fritte tutte le nostre melanzane, continuiamo con il procedimento e prepariamo la base del sugo. Accendiamo il fuoco. Aggiungiamo abbondante olio di oliva, circa 5 cucchiai, andiamo un po' a occhio. Rigorosamente olio extravergine di oliva. Adesso è caldo, aggiungiamo la nostra cipolla che avevamo tagliato a pezzetti, aggiungiamo anche il sedano che a piacere può essere sbollentato precedentemente per renderlo leggermente più morbido. Aggiungiamo ancora un pochino e facciamo soffriggere il tutto fino ad imbiondire. Intanto che si imbiondisce il sedano con la cipolla, aggiungiamo un po' di sale, a piacere un po' di pepe, attenzione perché è troppo piccante, secondo i gusti. Aggiungiamo i capperi, aggiungiamo le nostre olive, aggiungiamo la nostra passata, continuiamo a fare cuocere. In tutto, dopo aver aggiunto la passata, deve cuocere una decina di minuti, giusto per accorpare tutti gli ingredienti. Intanto che cuoce aggiungiamo qualche foglia di basilico,
In ultimo aggiungiamo il nostro cucchiaio di zucchero e mezzo bicchiere d'aceto. Facciamo cuocere in modo tale che l'aceto evapori in parte. Poi lo zucchero e l'aceto sono a piacere in base ai gusti. Aspettiamo che evapori un po' l'aceto e che lo zucchero si sciolga. Passati circa 10 minuti possiamo andare a incorporare le nostre melanzane. Le mettiamo per ultime e poi giriamo tutti gli ingredienti per amalgamare il tutto. Verrà una caponata squisitissima. Ecco, adesso possiamo spegnere, giriamo le melanzane con tutti gli altri ingredienti. La caponata andrà servita fredda e acquisterà maggior sapore. Come molti dei piatti tipici siciliani, alcuni piatti restano più saporiti il giorno dopo perché tutti i sapori degli ingredienti si valorizzano di più restando a riposo per un giorno. Questo è il risultato finale della nostra ricetta. Impiattiamola. Andiamo a spolverarla con delle mandorle tritate e aggiungiamo un fogliolino di basilico per abbellire il nostro piatto. Ecco a voi la nostra caponata. Buon appetito!